Sentite, 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 compare e comare, oggi in Sicilia si mangia zuppa, le fave a murricana. Che forza che animava luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, taglia che forza che animava luce. C'era una volta un povero pescatore che viaggia in mise che non pescava niente, si rivolgia allo santo patriarca, dopo 3 giorni affonnò a barca, taglia che forza che animava luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesto a fare una voce, taglia che forza che animava luce. C'era una volta un povero becchino che aveva 3 giorni con burre cavanente, si rivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era burrecare, taglia che forza che animava luce, che con le corna muovono i Buongiorno, valate. prepariamo oggi la zuppa di fave modicane. Gli ingredienti sono le fave modicane, fave cottoie, dei pomodorini, cavoli, sedano, cipolla, patate, olio e sale. Prendiamo le nostre fave, vengono prima pizzicate con una punta di coltello e vengono messi in una pentola dove abbiamo predisposto un po' di acqua. Buttiamo le nostre fave e facciamo cuocere per 15 minuti, senza aggiunta di niente. Allora, abbiamo fatto cuocere le fave per circa 15 minuti. Controlliamo se sono in una mezza cottura. Questo procedimento ci serve per stabilire che le fave possono essere sgusciate e quindi sono pronte per la fase successiva. Togliamo l'acqua della prima cottura . Aggiungiamo dell'acqua fredda. Come quantitativo aggiungiamo dell'acqua che sia il doppio delle fave che sono in pentola. Ora sgusciamo alcune di queste fave. Diamo una manciata di fave e togliamo le bucce. Allora, una volta fatto questo passo, aggiungiamo i nostri ingredienti. Abbiamo la cipolla, prendiamo delle patate, tagliamo piccoli pezzettini. Questo ci permette di avere una zuppa un po' più cremosa e più densa. Abbiamo tagliato precedentemente i nostri cavoli e il sedano, piccoli pezzetti e lavati bene. Facciamo gocciolare, aggiungiamo nella nostra zuppa. Aggiungiamo il sale e l'olio.
nostro piatto è pronto tra 45 minuti. Allora, dopo 3/4 d'ora controlliamo se sono pronte le nostre fave. Sono pronte, possiamo impiattare. Sono pronte, la zuppa di fave alla modicana, pronto, buon appetito! Caro compare e comare, ora che avete mangiato e avete bevuto, prima che venite, ricordatevi un proverbio antico, che la mattinata fa la giornata.